Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma no, Ciano, non sai che... Bon, lasciamo stare. Oh, eccoci. Ciano, come c'è? Ah, ben per lui. Ma no tu, Brian, parlavo col nonno. Ciano, cosa nasce che sei tutto così invericolato? Bon. Cos'hai, quel sacchetti-diole? Non so, mi spicchia tutta la schiena e mi brusa, non so. Aspetta, fammi guardare. Ah, beh, ma ovvio. Cosa? Hai ciappato una solata. Una solata? Sì. Orca, e come? Ah, non so io, erimo al bagno forse, ma erimo sempre all'ombra. Sì, infatti, non ho proprio alba di come. Buono, mettiti un po' di crema che così ti passa la spicchia e non ti spelli. Sì, magari, che non ho proprio voglia di spellarmi. Sì, aspetta che assaggio. Ma cosa assaggi? Che assaggio dove che l'ho imbucata. Ah, è buono. Marisa, Dimmi. ma è il telefono? Ah, orca, il telefono. Cosa ho detto me? Che devo ancora abituarmi a sto rumore, è tutto nuovo. Sì, buono, ma è di rispondere, poi... Sì, adesso, aspetta. Pronto? Pronto? Chi ce l'ha? Con chi voleva parlare? Ho provato se sei ancora stesso numero. Ma di chi? Ma scusa, sei Pasquale? Sì, son mi, Tito, son Marisa. Sì, che bello, che piacere, sono io, sì. Ma te parlavi in italiano, non capivo, sa? Ciano se l'ha? Sì, siamo tutti e due, anzi in tre con Brian. Come stai? Tutto bene? Ma sì, dai, non c'è male. Ci hanno acciappato una solata, erimo al bagno, ma niente altro. Sei in bagno? Sta male? De pancia? No, che erimo al... buono, e tu come c'è? No, Brian, no tu, domandavo a Pasquale. Ah, ma si abitua, è sempre qua. E dall'altra parte... Loredana, Dimmi. ti ha preparato tutte le valigie? Le valigie? Ma che valigie? Le valigie che ne servi, se ti ricordassi di mettere tutto. Ma cosa vuole? Dove deve andare adesso? Di nuovo a Milano? Ma no, non per quello. E per cosa ora? Per andare in ferie, se ti c'ho tutto, Scusa, ma capì, ma che abbiamo prenotato per le prime 2 settimane di agosto, ormai che siamo. Cioè, manca ancora un mese, Ma se ti ricordassi tante robe di ciò, ti sa che tegno. Capì, Giangiulio, ma andremo a grado fra un mese, se rendi conto? Sì, un mese, non manca tanto, ma te cacciò il tuo asciugamani. Ma che sugamani? E le braghe mie, quelle leggere, e le polo? Ma scusa un salto. Ah sì, e anche le mascherine impermeabili per andare in acqua, mi raccomando, non dimenticarti. Per andare in acqua? Sì. Con la mascheretta anche là? Ma sì, ovvio. Ah, e anche il salvagente, quel grande che ho comprato. Il salvagente? Sì. Ma cosa, non sa più nulla? Ma certo che so, ho imparato piccio, E allora, per cosa serve? Per il distanziamento. Distanziamento? Cioè, scusa? Sì, perché quando vado in acqua voglio essere sicuro di mantenere le distanze con gli altri. Ho capito, figlio mio, ma sono in acqua, Ma non si sa mai. E a Casa Stipancic? Ma guarda tu che coccolo, Pasquale. Sì, è buono che abbiamo sempre quel numero, così ha intivato e ci ha trovato. Sì, infatti, però potessimo anche avvitarlo per una cena, no?
Avvitarlo, ma... Ah sì, Ciano, avvitarlo qua di noi. Sì, si potesse. Che così facciamo vedere la casa nuova, no? Basta, solo quello, non mangiare. Ma sì, Ciano, anche a mangiare. Ah, buono. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro, dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.